sugli influencer e sui 2,3 milioni di euro della comunicazione. Oggi a Marghera ha presentato il progetto dall'assessore Caner. Regione al lavoro per una nuova ordinanza che regolerà l'apertura di discoteche, fiere e sagre. Soluzioni particolari saranno adottate per Arena di Verona e Mostra del Cinema. Protesta a Santa Maria di Sala oggi per i 200 lavoratori in cassa integrazioni del punto Venita Tom, senza stipendio da febbraio. La solidarietà del sindaco e i sindacati. In piazza San Marco a Venezia oggi è riaperto dopo 3 mesi di chiusura lo storico Floriani, il caffè più antico d'Italia, e giovedì prossimo sarà la volta del caffè L'Avena. Il decreto rilancio del governo è del tutto insoddisfacente per la ripresa delle aziende sempre più in balia della burocrazia, la denuncia da parte del presidente degli industriali veneziani. Domani la festa di Sant'Antonio a Padova e Media Nord-Est ci sarà per raccontare il grande evento su Rete Veneta diretta per tutto il giorno e collegamenti anche su Antenna 3. A Jesolo il lungomare delle stelle dedicato a medici e infermieri dei reparti dell'emergenza del Covid di tutti gli ospedali del Veneto. L'omaggio era doveroso, dice il sindaco Zoggia. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il bollettino di questa sera. Sono 8 i casi in più rispetto a questa mattina, quindi sono 813 attualmente i casi nel Veneto, i casi positivi, mentre sono 823 le persone che si trovano ancora in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece le persone ancora ricoverate in ospedale sono 277, mentre sono 13 le persone che si trovano in terapia intensiva, ma nessuno di queste 13 persone sono positive. Invece sono 2 ancora i decessi rispetto a questa mattina. Dunque l'avete sentito dai titoli, presentato anche il piano per rilanciare il turismo veneto in ginocchio per il Covid, oltre 2 milioni di euro di investimenti in campo, anche gli influencer del web. Rilanciare il turismo veneto con gli influencer. È partita la nuova campagna di comunicazione e promozione della nostra regione, che si servirà anche dei social. Il nome Land of Venice, la terra di Venezia, e al territorio attorno ad essa. Il marchio, una V gigantesca, identificativa della regione. E in basso a destra il bollino rosso della Safe Area, regione sicura dal punto di vista sanitario. Qua parliamo di 2.300.000 euro messi a disposizione per la comunicazione, cioè quindi non abbiamo mai avuto tutti questi soldi solo per la comunicazione. Cifra attinta dai fondi regionali, dai risparmi al capitolo fiere, e che punta a salvare quei 35.000 posti di lavoro in crisi per via della pandemia, e con essi parte di quei 70 milioni di turisti che nella fase pre-Covid popolavano il nostro territorio, di cui la metà di provenienza straniera, producendo ben 18 miliardi di fatturato. Turisti, specie inglesi e francesi, che sbarcavano direttamente a Treviso, allo scalo Canova, puntando su uno degli 8 siti UNESCO del territorio, le colline del Prosecco. Con Save, quindi Marchi, siamo in costante collegamento, sia noi che il sindaco di Treviso. È previsto un piano da 53 milioni di euro di interventi e assolutamente abbiamo da parte di Save l'idea che l'aeroporto riaprirà, quindi non è vero quello che si sente dire in giro che c'è il rischio della chiusura, perché ovvio, se non ci sono i turisti è ovvio che aprirà a ottobre, ma se cominceranno ad arrivare i turisti c'è la disponibilità da parte di Save di aprire prima. La promozione si impronterà su 5 percorsi: arte e cultura, enogastronomia, summer friends, relax and achieve, e sulla scia dell'illustre Cammino di Santiago anche i percorsi a piedi dei cammini del Veneto, con una grande novità ancora in work in progress. Abbiamo il percorso di Sant'Antonio, da Padova fino alla Sicilia. Ecco, ci stiamo lavorando. Secondo me questo, una volta ultimato, non è semplice, perché prevede anche mettere insieme tante regioni. Ci stiamo lavorando in conferenza delle regioni e in commissione turismo e anche con l'Enit insieme, però quando sarà fatto diventerà il percorso, secondo me, più bello anche del Santiago di Compostela.
Ieri sera l'adozione del nuovo DPCM, ma nelle prossime ore interverrà anche una nuova ordinanza regionale per regolare l'apertura di discoteche, fiere, sagre. Un quadro complesso, lo ha definito lo stesso Zaia. Soluzioni particolari saranno adottate per Arena di Verona e Mostra del Cinema. Noi stiamo preparando l'ordinanza. Avete visto che c'è il DPCM, ieri abbiamo avuto la conferenza dei presidenti alle 4:30, vero? 4:30. Abbiamo discusso di tanti temi, è un'ordinanza complicata ma necessaria vista l'intenzione, quella di correggere il tiro del nuovo DPCM che fissa l'apertura delle discoteche e delle fiere al 14 luglio, una data troppo in là per la regione del Veneto, visto il contagio ormai a zero sul territorio. Il nuovo provvedimento regionale potrebbe andare a integrare e superare il DPCM già nelle prossime ore, limature sono in corso. Vogliamo già mettere nero su bianco date e soluzioni rispetto a discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, casinò, insomma tutta una miriade di attività che in queste ore stiamo mettendo in fila, definendo anche eventuali deroghe. Misure specifiche saranno adottate per 2 simboli veneti nel mondo, si comincia dall'Arena di Verona. Lavoreremo sull'idea di alternare un posto seduto, un posto con presenza fisica e l'altro vuoto, quindi insomma ci sta soprattutto in un contesto come quello dell'Arena di Verona. Non avremo i 15.500 posti, però possiamo ragionevolmente dire che avremo migliaia di persone comunque presenti. E l'Arena sarà il banco di prova per la Mostra del Cinema. Stiamo lavorando affinché la ricaduta di questa nuova filosofia arrivi anche nei cinema, in particolar modo alla Mostra del Cinema, e quindi si preparino per settembre, visto e considerato che settembre dopodomani. Impossibile pensare a una kermesse con i limiti stabiliti dal governo. Pensare di fare la Mostra del Cinema con la capienza massima, cos'erano, 200 persone? Sì, al chiuso 200. 200 persone al chiuso e 1000 all'esterno, capite che Mostra del Cinema è. Se il Cineforum fatto in casa è una roba del genere. Intanto arriva il monito del sottosegretario all'economia e candidato sindaco del centro-sinistra per Venezia, Pierpaolo Baretta. Serve un patto per la cultura a partire dal sostegno ai musei civici. Di aprire subito i musei civici, senza condizionamenti, senza incertezze e non a pezzetti. La cultura è la fonte di partenza per riattivare un turismo di qualità, che è quello necessario e possibile in questo momento. Noi dobbiamo riattrarre turisti, dobbiamo sapere che ci sarà anche un turismo di prossimità, dobbiamo rivolgerci anche alle popolazioni venete delle regioni circostanti, ma lo dobbiamo fare in una chiave nuova. Dobbiamo partire dall'offerta che Venezia può dare, soprattutto che è un'offerta culturale. Se si riaprono tutte le attività, si riaprirà anche il casinò il giorno 15, perché questo abbiamo definito ieri come governo, è francamente inconcepibile che non si aprono i musei civici, che possono essere invece la fonte di innesto di questa proposta di un turismo sostenibile e di un turismo di qualità. Va fatto subito, va fatto sapendo che il governo ha messo a disposizione un fondo di 100 milioni deciso nel decreto rilancio proprio per sostenere i musei che erano stati chiusi per necessità e per disposizione governativa, e Venezia deve essere al centro di questa proposta, trainando tutto il Veneto. Abbiamo questa fortuna, abbiamo questo gioiello storico, abbiamo il dovere civico di conservarlo, migliorarlo e portarlo avanti. Abbiamo, alle spalle una eredità che si proietta sul futuro. Oggi appunto la ripartenza di Venezia significa la ripartenza dell'Italia. I dipendenti del centro Tommasini di Santa Maria di Sala oggi in protesta davanti ai cancelli chiusi della loro azienda. Sentiamo perché. Vogliamo lavorare! Vogliamo lavorare! Vogliamo lavorare! Vogliamo anche i nostri stipendi che avanziamo, noi avanziamo gli stipendi e vogliamo i nostri soldi, è un nostro diritto. I 200 lavoratori del centro Tommasini di Santa Maria di Sala, in protesta davanti al loro posto di lavoro, chiedono il pagamento dello stipendio di febbraio e metà marzo. Da quel momento in poi l'azienda ha sospeso l'attività.
La cassa integrazione prevista sarebbe arrivata solo da alcuni, una situazione congelata da parte dei vertici aziendali che non avrebbero comunicato ufficialmente ai lavoratori alcuna prospettiva sui piani futuri di rilancio. E la situazione è una situazione drammatica, non sappiamo niente, non ci danno notizie, siamo in cassa integrazione dal 12 marzo e ad oggi non sappiamo niente. Siamo qui per chiedere delle spiegazioni perché dall'azienda non arriva nessun tipo di comunicazione da pre-lockdown e con noi non parlano e noi non sappiamo niente. Lei personalmente da quanto tempo è assunta, da quanto tempo è qui? Io sono qui da 12 anni e ho finito la scuola, sono entrata qui quando c'era ancora il signor Tommasini e ringraziamo sempre il signor Tommasini per quello che ha fatto e abbiamo veramente tanta rabbia per quello che stanno facendo. Io sono una ex dipendente, mi sono licenziata io perché vedevo che la cosa era alquanto così precaria. Cos'è che manca secondo lei facendo una priorità? Beh, innanzitutto la comunicazione, perché abbiamo una serie di mail infinite che non hanno mai avuto risposta per i più svariati motivi, che sia richieste di aiuto anche solo nel periodo di Covid per delle certificazioni che potevano essere bancarie, eccetera, eccetera. Non so come andrà a finire, io personalmente non ci vedo molto di positivo purtroppo, speriamo che in futuro qualcuno se ne occupi, insomma. Vogliamo lavorare! Questa dunque è la voce dei lavoratori, ma anche l'azienda ha reso nota la sua posizione. CLT Fashion Group, i vertici aziendali da cui dipendono le sorti del centro Tom, ha fatto sapere che si sta impegnando per riaprire il suo negozio e di averlo comunicato al sindacato. Una cosa che è nata ieri mattina sostanzialmente, ci hanno detto sapete cosa c'è? Domani mattina, che sarebbe oggi, apriamo il sito produttivo. Poi abbiamo scoperto che il sito produttivo riguarda 8 persone su 180, con quali 4 la mattina, 4 il pomeriggio, adesso capite bene che comunque non è una prospettiva. L'azienda sottolinea il difficile rapporto avuto coi fornitori, caratterizzato dall'azzeramento delle vendite di un'intera stagione, ma comunque ribadisce la volontà di andare avanti e di ampliare la sua presenza all'interno del centro Tom e all'esterno. Cogliamo con buon auspicio l'apertura, ma è del tutto insufficiente l'attività che l'azienda ha prodotto in questo momento. Abbiamo fatto una richiesta di collaborazione col sindaco che vuole collaborare affinché per far incontrare le parti sociali, e abbiamo chiesto l'intervento della Regione Veneto al tavolo dell'unità di crisi. Li aspetto qui nel mio ufficio insieme con la proprietà, le parti sindacali, in modo tale da sapere dove andiamo. Cioè è importante per noi sapere che il centro continui a lavorare in una determinata maniera piuttosto che in un'altra. Se poi la proprietà ha delle altre mire, che ce lo dica, magari possiamo aiutarli anche noi perché ci facciamo carico anche di queste cose. L'obiettivo di CLT era di riaprire per poter disporre nel giro di qualche giorno della liquidità necessaria per chiudere tutte le questioni aperte e tornare alla normalità. È assolutamente vero, comunque, che dobbiamo avere un progetto industriale. Su questo progetto noi ci ragguagliamo, ci riflettiamo e magari possiamo anche aiutare. Il decreto rilancio del governo è del tutto insoddisfacente per la ripresa economica e delle aziende ancora in difficoltà. La denuncia da parte del presidente degli industriali veneziani anche sul cancro che colpisce le imprese, le infiltrazioni mafiose. Noi dobbiamo liberarci di questo cancro della criminalità organizzata, proprio ce ne dobbiamo liberare. E la mafia è un cancro, è il cancro del nostro paese, ma è il cancro in generale anche dell'Europa. Così il numero 1 degli industriali veneziani sulle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, quindi il punto sul decreto rilancio e liquidità del governo che giudica insoddisfacente per le imprese. Il credito, quando verrà erogato, e verrà erogato con calma, perché ad oggi sappiamo che non viene erogato anche per i tempi, che sono lunghi, in una situazione normale la garanzia del medio credito centrale viene rilasciata dopo 60 giorni, un po' come la cassa integrazione. Figuratevi che cosa succede quando c'è, come sta avvenendo, un incremento di domanda di accesso al credito. Noi oggi siamo a giugno, l'emergenza del coronavirus l'abbiamo avuta il 23 febbraio, ancora non si è visto un centesimo di euro.
Si sono viste soltanto circa 1900 pagine scritte. È qualcosa che deve cambiare, ma deve cambiare, non lo dico perché sono critico nei confronti del governo, perché la devono piantare di enunciare, devono fare. Grande emozione questa mattina in piazza San Marco per la riapertura dello storico caffè Florian. A 300 anni di storia, ma l'emozione che si tagliava a fette questa mattina in piazza San Marco era quella del primo giorno. Ha riaperto i battenti il caffè Florian a Venezia, un simbolo della città del mondo. Un colpo di chiavi ha spazzato via 3 mesi di chiusura forzata a causa del lungo lockdown che durava dal 9 marzo scorso. Siamo contenti di aver aperto oggi, il 12 giugno, dopo più di 3 mesi di chiusura forzata, e quindi sono contenti e fiduciosi, speriamo bene del futuro, speriamo nel mercato nazionale e internazionale. I negozianti della piazza sono stati i primi clienti della giornata, seguiti poi da alcuni turisti e semplici passanti. A brindare per questa attesa riapertura è arrivata poi anche la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, che dopo essersi piacevolmente intrattenuta con l'amministratore delegato della società che gestisce il caffè, Marco Paolini, ha espresso felicità e orgoglio a nome della città per questa riapertura. Percorsi dedicati, niente orchestra per ora e massima sicurezza, ma anche ai tempi del Covid il caffè Florian ha mantenuto inalterato il suo ineguagliabile fascino. Continuiamo con la cronaca. Bruciato per la seconda volta e deposto nell'atrio del municipio di Marghera il libro del presidente di municipalità Gianfranco Bettin, indaga la Digos. Per la seconda volta in appena 2 settimane Gianfranco Bettin è stato fatto oggetto di un nuovo grave tentativo di intimidazione. Una minaccia, un oltraggio, non so bene come definirlo, certamente un oltraggio a questo libro, a tutti i libri, anche a chi penso si impegna sul territorio, non solo nei miei confronti, diciamo. Sotto sequestro da parte di chi compie le indagini il suo ultimo libro dato nuovamente alle fiamme, gettato nelle scorse ore nell'atrio del municipio di Marghera, dove con la scientifica per i rilievi è intervenuta anche la Digos. Non sono in grado di valutare che cosa è contenuto in questo ultimo attacco a questo libro, perché mentre il primo l'avevo visto, c'erano delle scritte, delle svastiche, degli insulti a Marghera, delle minacce a me, di questo sappiamo solo che è stato bruciato e ci sono pagine strappate perché è stato giustamente subito sequestrato dalla polizia per le indagini e quindi non so se è esattamente uguale alla prima volta. Il libro bruciato racconta fatti ed episodi della crisi industriale e ambientale con le pesanti infiltrazioni criminali nell'area portuale e industriale, libro denuncia certamente non gradito. E su questo punto contiamo nella professionalità e nel grande impegno delle nostre forze dell'ordine e della magistratura. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Aspetta, siamo corti, tesoro. Faccio più lungo. Diglielo. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana. Tragedia a Chioggia, un'auto finisce nel Brenta, muore un 49enne di Este, è stato recuperato nella tarda serata di giovedì dai sommozzatori dei vigili del fuoco, il corpo dell'automobilista che era finito nel parcheggio delle acque del Brenta in località Cabianca a Chioggia. Si tratta, come detto, di un 49enne residente ad Este nel Padovano. Alcuni testimoni avevano allertato i soccorsi dopo aver visto l'auto che stava percorrendo la strada arginale finire nel fiume e poi per scomparire.
La spiaggia di Jesolo renderà omaggio agli operatori sanitari in prima linea negli ospedali e nelle case di riposo per fronteggiare l'emergenza coronavirus, intitolando loro un tratto del lungomare delle stelle che già porta i nomi di celebrità italiane, tra cui Federica Pellegrini, Alberto Sordi, Sofia Loren, Katia Ricciarelli, Alessandro Del Piero. Per la prima volta dalla nascita della manifestazione nel 2001, Jesolo renderà omaggio non a un VIP ma a una categoria di persone meritevoli. Jesolo, commenta il sindaco Valerio Zoggia, forse più di altri dispone di un evento che può dare il giusto merito e la giusta enfasi all'importanza del lavoro che ogni giorno, anche senza emergenza Covid-19, il personale sanitario svolge per la nostra salute. Ecco allora la proposta di intitolare un tratto di lungomare a questi professionisti, un evento che si terrà ad agosto con tempi e modi che il Comune con Federconsorzi e le altre associazioni di categoria ufficializzerà nei prossimi giorni. E domani la festa di Sant'Antonio a Padova, in Media Nord-Est ci sarà per raccontare il grande evento su Rete Veneta, diretta per tutto il giorno e collegamenti anche su Antenna 3. L'emergenza coronavirus non impedirà al mondo di tributare ancora una volta l'affetto e la devozione per il santo più amato. Domani si celebra Sant'Antonio di Padova e Rete Veneta sarà in diretta per tutto il giorno dalla città che accolse il frate francescano, dalla basilica che ne perpetua il ricordo e dai luoghi che recano il segno del suo passaggio su questa terra. Si parte oggi alle 20 con la diretta dalla celebrazione del transito del santo del santuario antoniano dell'Arcella. Poi spazio alla voce e alla musica di Antonella Ruggiero che dalle 21 darà vita a uno straordinario concerto dall'altare maggiore della Basilica Padovana. Domattina noi di Rete Veneta saremo in diretta fin dalle 6 quando verrà aperto il portone della Basilica del Santo per l'avvio delle cerimonie. Per tutto il giorno porteremo nelle vostre case le sante messe, gli eventi, le testimonianze di pellegrini e religiosi, le reazioni della città e tanti approfondimenti sulla vita del santo. Cuore della festa sarà la benedizione all'intera provincia che si svolgerà grazie a un volo in elicottero delle reliquie di Sant'Antonio sui luoghi simbolo dell'emergenza coronavirus. E noi di Rete Veneta saremo in volo sulla provincia e a terra assieme al popolo del santo per salutare il suo passaggio. Da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Prosegue la tregua soleggiata sabato 13 giugno ancora con il bel tempo, ma durerà poco. Vediamo intanto la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà ancora il sole il protagonista della giornata, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Entro la nottata qualche pioggia sui settori meridionali della regione e anche sui rilievi. Temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, bel tempo anche qui con ampio soleggiamento salvo per locali annuvolamenti sui monti. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime tra i 25 e i 26 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà il sole il protagonista, tuttavia entro sera avremo qualche nube in più anche con locali acquazzoni. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece sui 27 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.